Sandra Savino e Vannia Gava entrano nel governo guidato da Giorgia Meloni. Savino sarà sottosegretario all'economia, la leghista Gava viceministro alla transizione ecologica. Il sindaco di Udine Pietro Fontanini non scioglierà le riserve sulla sua candidatura a Palazzo d'Aronco, intanto le altre forze politiche accelerano in vista del 2023 le mosse di PD Terzo Polo e Movimento 5 Stelle. Ponte estivo da record per Lignano Sabbia d'Oro con lunghe code fuori dai ristoranti per la gioia di esercenti e commercianti, turisti in spiaggia a fare il bagno nonostante il divieto di accesso. Sarà inaugurata il 19 novembre la struttura di accoglienza di Paluzza che sarà intitolata a Don Pierluigi di Piazza. Il sindaco Menti, un onore per la nostra comunità, il fratello Vito Pierluigi continua a fare del bene. 6 punti e solo 5 gol segnati, una media dimezzata rispetto a settembre. A ottobre l'Udinese frena, ma era da 11 anni che i bianconeri non avevano 22 punti alla 12ª giornata. Buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Ci sono altri 2 rappresentanti del Friuli Venezia Giulia nel governo guidato da Giorgia Meloni. Sono la coordinatrice regionale di Forza Italia, Sandra Savino, che ricoprirà l'incarico di sottosegretario all'economia, e l'esponente della Lega, Vannia Gava, che sarà viceministro alla transizione ecologica. Savino e Gava si affiancheranno a Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento. Vannia Gava, vice ministro alla transizione ecologica, e Sandra Savino, sottosegretario all'economia e alle finanze. Si è chiusa oggi la partita per la composizione del governo di Giorgia Meloni e il Friuli Venezia Giulia, dopo il Ministero per i rapporti con il Parlamento, dato a Luca Ciriani, porta a casa altre 2 posizioni nell'esecutivo e nominate nel corso del Consiglio dei Ministri di oggi, dove si è tolto l'obbligo vaccinale per i sanitari, mentre restano le mascherine nelle strutture sanitarie. Vannia Gava, nata a Sacile, dove ha fatto anche l'assessore, fedelissima della Lega, in cui è iscritta dal 1994, era stata eletta alla Camera nel 2018, ricoprendo il ruolo di sottosegretario all'ambiente nel governo Conte 1 e nel governo Draghi. Nelle ultime elezioni era stata rieletta alla Camera. Carriera più lunga per Sandra Savino, iscritta in Forza Italia, assessore alle finanze dal 2006 al 2008 nel comune di Trieste e poi fino al 2013 nella giunta regionale di Renzo Tondo. Dal 2013 al 2022 la Savino era parlamentare, eletta prima con il Popolo della Libertà e poi in Forza Italia, rimasta fuori però nelle ultime elezioni. Dal 2021 Savino è anche assessore nella giunta comunale di Roberto di Piazza a Trieste, che dopo Nicole Matteoni, eletta alla Camera, vede un altro tassello spostato su Roma e verosimilmente ci sarà un rimpasto dopo le regionali del prossimo anno. Il dubbio espresso sulla propria ricandidatura dal sindaco di Udine Pietro Fontanini ha spinto le forze politiche a premere sull'acceleratore in vista delle comunali del 2023. Il primo cittadino attende segnali forti e precisi dagli alleati e fa sapere che non scioglierà a breve le riserve. Non sarà decisiva nemmeno l'assemblea del PD di venerdì 4 novembre, quantomeno per la scelta del candidato. 5 Stelle e Terzo Polo attendono le decisioni interne e le mosse delle altre forze politiche. Non scioglierò il nodo ricandidatura in settimana e probabilmente neanche in occasione della prossima riunione di maggioranza. Pietro Fontanini attende un segnale forte e preciso dagli alleati. Bisogna essere più incisivi nell'affermare e nel difendere i risultati raggiunti e le tante cose fatte da questa amministrazione. Invece ho riscontrato delle debolezze anche in persone vicine, dice il primo cittadino, ricordando comunque che mancano 5 mesi alle elezioni. La riunione a livello cittadino dovrebbe tenersi l'11 novembre. Dobbiamo capire le intenzioni del sindaco Fontanini e forse serve fare chiarezza anche all'interno della Lega, afferma Luca Onorio Vidoni, presidente del gruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Comunale a Udine. Abbiamo sempre garantito il nostro appoggio al sindaco e sostenuto le scelte fatte dalla maggioranza, prosegue, e Fontanini che ora deve decidere. È invece fissata per venerdì 4 novembre l'assemblea del PD. Non sarà quella la sede in cui decidere se il candidato sarà Alberto Felice De Toni o Alessandro Venanzi. Su questo il segretario cittadino Vincenzo Martinez è chiaro. Tireremo le fila dei ragionamenti fatti nei vari circoli del Partito Democratico, spiega. L'obiettivo è quello di incontrarsi, confrontarsi direttamente ed arrivare ad una visione comune. Poi chiederemo di incontrare tutte le espressioni delle forze progressiste. Ci diamo un mese di tempo per arrivare alla quadra, conclude Martinez.
Al momento siamo osservatori di quanto accade, afferma invece Rosaria Capozzi, presidente del gruppo del Movimento 5 Stelle in comune, in attesa di indicazioni da parte del nostro leader Giuseppe Conte. La riunione per decidere l'orientamento, anche per le regionali del Friuli Venezia Giulia e le comunali di Udine, avrebbe dovuto tenersi tra la settimana scorsa e questa. Tuttavia, aggiunge Capozzi, non escludo slitti alla prossima. Per quanto riguarda il terzo polo, il segretario provinciale di Udine di Azione, Nicola Turello, fa sapere che l'orientamento è quello di partecipare ad una coalizione, quella di centrosinistra. Le candidature in ballo, quella di De Toni e quella di Venanzi, sono entrambe autorevoli, precisa. Per noi sarà fondamentale la convergenza sui punti programmatici che abbiamo individuato. E passiamo alla cronaca. Liliana Resinovic è morta soffocata poco prima che il suo corpo venisse ritrovato. Questo è l'aspetto più importante della perizia medica eseguita sul corpo della donna, dalla quale però si esclude un possibile intervento di terze persone. La procura intanto boccia la riforma del processo penale che dovrebbe entrare in vigore a breve. Manca personale, denuncia Antonio De Nicolo. Liliana Resinovic è morta tra le 48 e le 60 ore prima che venisse ritrovato il corpo il 5 gennaio nel parco dell'ex OPP a Trieste. La Procura della Repubblica ha reso noto parte della perizia medico-legale sul decesso della donna scomparsa da casa il 14 gennaio del 2021 e trovata morta per asfissia. Nella relazione si legge inoltre che non ci sono segni di strangolamento o lesioni da difesa e non risulta chiara evidenza di azioni di terzi. In pratica non ci sono segni che la donna sia stata aggredita da qualcuno. Il procuratore Antonio De Nicolo spiega quindi che ora sono in corso le valutazioni per capire se le indagini preliminari possano dirsi completate o se invece siano opportune ulteriori attività. La procura ha sempre sostenuto la teoria del suicidio alla luce del fatto che il corpo non presentasse nessun segno, ma se Resinovic è morta appena 2 giorni prima del ritrovamento del corpo, resta da capire dove è stata per più di 2 settimane in una stagione comunque fredda e dove si è potuto mantenere, visto che la donna era in perfette condizioni igieniche. De Nicolo nella sua nota si spinge però oltre e parla in toni negativi della riforma penale e processuale, le cui proporzioni epocali esigerebbero, per venire opportunamente metabolizzate, un adeguato tempo di riflessione, problema al quale peraltro pare che forse oggi stesso il legislatore ponga almeno un parziale rimedio. Su questo il Consiglio dei Ministri di oggi ha fatto slittare al 31 dicembre l'entrata in vigore della normativa. La bocciatura di De Nicolo è legata soprattutto alla mancanza di personale che rende difficile il corretto svolgimento delle indagini. Al momento non ci sono indagati, ma la questura di Udine sta definendo i dettagli della rissa scoppiata a Udine al lago Alcione di via Prati, un episodio avvenuto in piena notte al termine del quale alcune persone hanno riportato delle ferite alle mani. La titolare ridimensiona l'accaduto e dice: quando sono andata a chiamare la polizia qualcuno si è impossessato dell'incasso della serata, spariti 2.000 euro. Siamo all'esterno del laghetto Alcione, dove poco più di 36 ore fa c'è stata una rissa che ha coinvolto in particolare sudamericani che si trovavano proprio in quei locali per festeggiare. Un banale diverbio poi si è allargato, sono volate bottiglie, alcune persone sono rimaste ferite alle mani e sul posto sono arrivate le forze dell'ordine, polizia e carabinieri in forze. La questura di Udine sta svolgendo ancora accertamenti sul parapiglia avvenuta nella notte fra sabato e domenica in questo locale del quartiere udinese di Baldasseria, a pochi metri dal vecchio canapificio. Coinvolti soprattutto stranieri che solitamente frequentano questo locale, dove a dominare la scena è la musica latina. La titolare si è recata negli uffici di Viale Venezia per dialogare con gli inquirenti. Al momento non ci sono indagati né misure nei confronti del locale. L'imprenditrice, che ha preferito non farsi riprendere dalla nostra telecamera in volto, ricostruisce così i fatti. È successo che 2 persone avevano avuto un piccolo diverbio e dopo lui buttato fuori, l'ho portato fuori e poi erano 3 dentro e 2 fuori e si sono lanciati delle cose, fisicamente non si sono mai incontrati, nessuno si è fatto male, per fortuna, e tutto a posto, diciamo. Sono andata a chiamare la polizia e poi intanto che sono andata a chiamarli mi hanno rubato l'incasso, erano suoi 2.000 euro. 2 cani si sono azzuffati tra loro a Colloredo di Monte Albano. Una delle 2 proprietarie, nel tentativo di dividerli, ha riportato una grave lesione a una mano.
Due cani si sono azzuffati nel tardo pomeriggio di ieri a Colloredo di Montalbano. Uno, si tratta di un meticcio di piccola taglia, è morto a causa delle gravissime ferite riportate. Entrambi erano a passeggio con le rispettive padrone in via Laipacco, quando improvvisamente si è verificato l'inimmaginabile. Il primo cane di grossa taglia, incrocio di pastore e maremmano, è sfuggito al controllo della proprietaria e si è avventato contro l'altro cane, che era tenuto regolarmente a guinzaglio dalla proprietaria. Ne è scaturita una zuffa tremenda che la padrona del pastore maremmano ha cercato di sedare frapponendosi tra i due animali. È stato proprio il suo cane, però, a morderla alla mano destra, procurandole una grave lesione al pollice. È stata soccorsa tempestivamente dall'equipaggio di un'ambulanza inviata sul posto dagli infermieri della Sores. È stata subito condotta all'ospedale di Udine per essere sottoposta ad intervento chirurgico. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del radiomobile insieme a personale veterinario. I militari stanno svolgendo gli accertamenti del caso, così da individuare eventuali responsabilità. Il sindaco di Colloredo di Montalbano, Luca Ovan, informato dell'accaduto, ha voluto esprimere vicinanza e solidarietà ad entrambe le donne coinvolte. 2 cittadini albanesi sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto. L'accusa nei loro confronti è quella di aver compiuto diversi furti in abitazione a Pordenone. Nella loro stanza, in un bed and breakfast, la polizia ha trovato numerosi capi di abbigliamento rubati. 2 cittadini albanesi di 25 e 27 anni sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto per furto aggravato e ricettazione. Sono accusati di aver compiuto nei giorni scorsi in alcuni quartieri centrali di Pordenone furti in abitazione. Parte della refurtiva, in particolare articoli di abbigliamento e di pelletteria di alcuni brand di lusso del valore di diverse migliaia di euro, è stata trovata dalla Polizia di Stato nella camera di un bed and breakfast della città dove i 2 malviventi alloggiavano. L'attività dei poliziotti in materia di prevenzione e repressione dei furti in abitazione si era focalizzata proprio nel controllo delle attività ricettive, dove alloggiavano regolarmente cittadini extracomunitari. Nella stanza dove soggiornavano i 2 albanesi sono stati trovati numerosi capi di abbigliamento, le cui caratteristiche avevano da subito evidenziato la provenienza furtiva. Su disposizione della procura, entrambi sono stati accompagnati in carcere a Udine e ora sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. I cittadini che hanno recentemente subito furti in abitazione possono recarsi in questura a Pordenone, muniti di denuncia per la restituzione della refurtiva. Sversamento di idrocarburi al porto di San Giorgio di Nogaro. Le analisi dell'ARPA permetteranno di capire la tipologia della sostanza inquinante che al momento pare gasolio. Un'area di 250 metri quadrati è stata interessata dallo sversamento di idrocarburi. Si tratterebbe di gasolio, ma per la conferma si attendono le analisi di ARPA, i cui tecnici hanno prelevato oggi alcuni campioni per essere analizzati. La zona interessata è limitrofa a Porto Margaret di San Giorgio di Nogaro. Si tratta di un canale parallelo a Via Fermi, zona Aussa-Corno. Un fortissimo odore dovuto alla presenza in acqua di sostanze inquinanti è stato avvertito ieri sera alle 21. Subito è stata attivata la squadra di protezione civile con 10 operatori. Allertati dai militari della Capitaneria di Porto di San Giorgio a Porto Nogaro, con i vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano, hanno raggiunto il luogo in cui è stato segnalato l'inquinamento da idrocarburi. Inizialmente sono state posizionate in acqua 6 panne per contenere lo sversamento, ma alla fine i salsicciotti e assorbisostanze sono diventati 62. 2 al momento le ipotesi: lo sversamento potrebbe essere stato causato da un'imbarcazione oppure da un'azienda che opera nell'area. I danni, trattandosi di una zona già inquinata per la presenza di stabilimenti produttivi e per il via vai continuo di navi, sarebbero circoscritti soltanto alla necessità, una volta concluse le operazioni di bonifica, di smaltire le 62 panne. Si parla comunque di migliaia di euro. Rubava di notte rame in varie proprietà private, scavalcando muri e recinzioni. Una volta è caduto e si è rotto una gamba. Scoperto, era scappato in Portogallo dove chiedeva l'elemosina. Dopo 2 anni è rientrato in Italia, ma si è imbattuto in un controllo dei carabinieri ad Aurisina. Nonostante l'uomo abbia accusato dei furti il fratello, i militari hanno scoperto che a suo carico le autorità rumene avevano emesso un mandato di arresto europeo. Si tratta di un cittadino rumeno di 27 anni che deve scontare 1 anno di reclusione per furto aggravato. Ha accusato un principio di infarto ed è stato salvato grazie all'intervento del personale sanitario attivato dai familiari che erano con lui. Un uomo di 62 anni di Sauris è stato soccorso questa mattina a Passopura, ad Ampezzo. Una volta stabilizzato è stato ritrasportato all'ospedale di Udine, non è in pericolo di vita.
È stato il tempestivo intervento delle volanti della Questura di Pordenone ad evitare che questa mattina una donna affetta da disturbi psichici si lanciasse dalla nuova passerella ciclopedonale di Viale Venezia lungo la Pontebana. Gli agenti sono riusciti a far desistere la donna dal compiere quel gesto estremo. Ci sono voluti 10 minuti per convincerla, dopodiché è stata affidata alle cure del personale del 118, giunto sul posto con un'ambulanza. Un ponte da Ognissanti da record a Legnano Sabbiadoro con lunghe code fuori dai ristoranti come se fosse Ferragosto. Una grande soddisfazione per un settore in parte compromesso dal caro bollette, ma anche per i commercianti che non avevano mai visto un afflusso di turisti così alto in questo periodo dell'anno. Presa d'assalto anche la spiaggia nonostante il divieto di accesso. Il ponte di Ognissanti è l'ultimo sprazzo di una lunga estate, con temperature record, molte presenze a Legnano Sabbiadoro che dopo una stagione estiva da grandi numeri fa il bis in questi giorni di festa. Tanta gente lungo il viale centrale, anche con diverse attività commerciali chiuse, ma sono i bar e i ristoranti rimasti aperti a registrare presenze come a Ferragosto, code all'esterno dei locali sia per pranzo che per cena. Più gettonate le aree esterne, dove con queste alte temperature non sono nemmeno stati collocati funghi riscaldanti. Una decina le strutture ricettive aperte in tutta la località, prese d'assalto in particolare da turisti austriaci, l'80% che si fermeranno fino a domani, mentre gli italiani arrivano in giornata, magari anche solo per una passeggiata. Persone anche in pantaloncini corti che scrutano le vetrine ormai completamente devote a capi in lana e piumini. Tutto sommato anche per i commercianti è stato un ottimo weekend, evidenzia Alessandro Tolon di Confcommercio Lignano. Lo shopping si è concentrato in particolare per gli austriaci già alle prese con acquisti natalizi, ma più forte è stata la voglia di tintarella, dei giochi da spiaggia e dei bagni d'autunno, nonostante il divieto d'accesso all'arenile per i lavori di posizionamento dei sistemi di protezione da possibili mareggiate. Tutto esaurito a Trieste per il ponte di Ognissanti, a coronamento di un periodo molto positivo da Pasqua. C'è però preoccupazione per le fasi di bassa stagione e se non verrà risolto il problema del caro bollette alcune strutture potrebbero chiudere. I numeri sono superiori al 2019 recuperando la perdita del primo trimestre del 2022. Trieste anche in questi giorni fa registrare il sold out per il turismo. Adesso in questi giorni vediamo praticamente un altro Ferragosto, sia in termini di occupazione sia in termini di pressione di quello che è la domanda e anche la disponibilità dei clienti. Clientela mediamente di fascia medio-alta come piace alla città, che quindi ha anche un rispetto, un interesse, ma soprattutto fruisce molto di più di quello che è la città. I congressi come Rolling o le fiere come Trieste Espresso Expo hanno consentito di non avere cali e fino a Capodanno la situazione sembra confermare il trend positivo. Resta però il nodo del periodo di bassa stagione, da gennaio a Pasqua. I costi oggi sono molto elevati, mentre fino all'altro anno si poteva ancora pensare di tenere aperto e avere quasi una parificazione dei costi, magari si approfittava per fare lavori di abbonamento dentro le strutture. Quest'anno una riflessione molto più attenta. Se i costi non varieranno in termini energetici, può essere che alcuni decidano di chiudere. L'iniziativa che abbiamo fatto, Trenitalia, le grandi mostre e quant'altro, sta tirando molto bene, però aiutano a migliorare una bassa stagione, non possono chiaramente fare miracoli. Quindi vedremo come andrà il periodo di bassa stagione, vedremo per tutti noi, non solamente per gli alberghi, ma anche per i cittadini. Un mattone in più nei rapporti di collaborazione tra i comuni di Tarvisio e Arnoldstein, il museo sulle attività doganali realizzato a Coccao all'interno degli edifici demaniali dismessi dal 1995. Tanti ricordi, tante emozioni, soprattutto per diverse persone che vi hanno trascorso una vita a effettuare controlli a chi attraversava il confine italo-austriaco, sono raccolti nel nuovo museo sulle attività doganali inaugurato a Coccao, nella stessa struttura dismessa dal 1995, in seguito al decreto del ministro alle finanze Fantozzi, che fece sopprimere le sezioni doganali dell'autoporto in seguito all'adesione dell'Austria all'Unione Europea. In questo modo le merci di passaggio non erano più sottoposte a formalità doganali. Grazie al progetto Idago, il complesso degli edifici demaniali viene riconvertito e riqualificato per fare spazio a strutture multifunzionali transfrontaliere. Oggi
permettiamo di poter riscoprire, ricordare soprattutto alle nuove generazioni quella che è una vicenda storica del nostro territorio. Si pensi che il confine fu messo poi nel 1918 dopo la Grande Guerra e da lì in poi siamo andati avanti sempre con dei legami forti con le regioni che a noi stanno vicine. Questo è solo un mattone in più delle collaborazioni che facciamo da tanti anni tra i comuni Arnoldstein, Kranjska Gora e anche Tarvisio, ed è solo una cosa in più che conferma queste collaborazioni che vengono già fatte da tanti anni. Saranno oltre 13 milioni di euro stanziati dalla Regione in favore delle aziende del territorio per contrastare il caro energia. Agli sportelli del CAT e del CAT sono arrivate oltre 12.000 domande e nei prossimi giorni partirà l'erogazione dei fondi. 13.178.000 euro per 12.234 domande. Sono queste le cifre del bando ristori riservato a micro, piccole e medie imprese per contrastare il caro energia con i fondi regionali stanziati ad agosto e la chiusura dell'avviso 3 giorni fa. Ad annunciare i numeri è stato l'assessore regionale Sergio Bini, chiarendo che nei prossimi giorni i fondi saranno erogati. Il bando era riservato alle aziende che nel primo semestre del 2022 avessero subito rincari superiori al 30% dei costi della componente energia elettrica rispetto al 2021. L'importo dei ristori varia a seconda delle dimensioni dell'attività, con 1.000 euro per le microimprese, 1.500 per le piccole e 2.000 euro per le medie. La maggior parte delle risorse, ha spiegato Bini, andranno a vantaggio soprattutto delle imprese più piccole, ovvero quelle con meno di 10 dipendenti, che rappresentano l'85% delle domande pervenute. Oltre metà delle domande, conclude l'assessore, riguarda i settori del commercio, della ristorazione e dei servizi alla persona. Anche nella prossima manovra di assestamento bis in lavorazione in Consiglio regionale sono destinati 5 milioni di euro a Confidi per favorire l'accesso al credito delle imprese. E veniamo ai dati di oggi della pandemia. I nuovi casi sono 142, i ricoveri in terapia intensiva sono 2, mentre le persone ricoverate in altre reparti 203, si registra un decesso a Udine. Alla mezzanotte di oggi sarebbe decaduto l'obbligo di indossare le mascherine nelle strutture ospedaliere, mentre il Consiglio dei Ministri ha prorogato la misura. I direttori generali di ASFO e ASUFC si dividono sulle modalità di utilizzo dei dispositivi di protezione. Le mascherine non tornano nel cassetto. L'obbligo di indossarle, come stabilito oggi dal Consiglio dei Ministri, resta per tutte le strutture ospedaliere e le residenze per anziani. Allo scoccare della mezzanotte di oggi, infatti, sarebbe scaduta la proroga firmata dall'ex ministro Speranza e pertanto da domani, in assenza di un'ordinanza analoga, nelle strutture sanitarie sarebbe decaduto l'obbligo di indossare la mascherina. I direttori generali delle aziende sanitarie del Friuli Centrale, Denis Caporale, e del Friuli Occidentale, Giuseppe Tonutti, erano in attesa del provvedimento del Consiglio dei Ministri per capire il da farsi. Caporale è stato molto chiaro. È importante utilizzare la mascherina in alcuni reparti, specie in quelli nei quali sono ricoverati pazienti più fragili che quindi devono assolutamente essere protetti dal rischio di contrarre il Covid-19. Altro discorso invece è il progressivo reintegro del personale Novax. Sono d'accordo, ha riferito Caporale, dal momento che la mia azienda sanitaria recupererà un qualcosa come 90 tra medici, infermieri, OSE e amministrativi, un'autentica boccata d'ossigeno. Sull'utilizzo delle mascherine, Tonutti sarebbe per un impiego meno restrittivo del collega udinese. Opterei perché il personale sanitario la indossasse soltanto in caso di contatto diretto col paziente, ha puntualizzato. Il Covid-19 sarà ancora tra noi e pertanto credo sia inutile andare a cercarlo assiduamente. Gira come l'influenza e la polmonite, va bene la prudenza, ma credo che a questo punto nelle strutture sanitarie i dispositivi di protezione devono essere impiegati soltanto in determinate circostanze. Dal reintegro del personale Novax, ASFO beneficerà rispetto ad ASUFC soltanto di 12 unità. L'assessore Riccardi ha poi annunciato l'apertura nei punti di primo intervento di Gemona e Cividale di un servizio specialistico 24 ore su 24. Entro l'inizio del 2023 negli ospedali di Gemona e Cividale nascerà un servizio specialistico H24 grazie alla collaborazione tra Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale e gli enti del terzo settore che forniranno personale medico e infermieristico. Pongono le condizioni per la riapertura dei punti di primo intervento di Gemona e Cividale. Era un impegno che ci eravamo assunti, lo stiamo facendo con la massima
impegno per cercare tutte le soluzioni possibili. Io sono certo che ci riusciremo e nell'arco di alcune settimane anche questo servizio sarà ripristinato. È un segnale importante perché diamo il senso di ritorno alla normalità, spiegando alle persone che se questi servizi sono stati interrotti non è stato per una volontà dell'amministrazione, ma soltanto perché è stato in qualche modo abbiamo subito l'evento della pandemia. È stata inaugurata oggi la nuova TAC al servizio dell'ospedale di Monfalcone. Un investimento da 750.000 euro che consente di sostituire un macchinario del 2009. All'ospedale San Polo di Monfalcone il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, il sindaco Anna Maria Cesinta e il direttore sanitario dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina Andrea Longanesi hanno inaugurato la nuova TAC. È un pezzo di un percorso coerente che noi abbiamo deciso di affrontare con forza rispetto al recupero di quella che è il ritardo e viene definito come l'obsolescenza tecnologica, è uno degli indicatori che maggiormente ci preoccupa. Stiamo mettendo mano con dotazioni di risorse importanti e procedure che consentano di avere nel più breve tempo possibile strumenti di nuova generazione proprio per garantire ai nostri ospedali di avere i migliori strumenti per dare risposta alle persone. Ancora cronaca, la Guardia di Finanza di Pordenone ha sequestrato 87.000 euro a Dmitry Traikov, l'uomo che a fine gennaio ha causato la morte delle cugine Jessica Fragasso e Sara Rizzotto tamponando violentemente la loro auto in A28. Il sequestro è avvenuto nell'ambito di un'inchiesta sulla sua società di trasporti, la Traikov Trans Ltd, azienda estera con sede a Chions. Nell'inchiesta Traikov è indagato per ipotesi di reato di evasione fiscale. La somma poi dissequestrata dai giudici del Tribunale del riesame è stata ora nuovamente congelata, sempre a titolo preventivo con un'ordinanza del GIP. Per l'incidente sulla 28 Traikov è stato condannato a 7 anni di reclusione. Andiamo a Udine, dove è positivo il bilancio nell'utilizzo dei parcometri e dei parcheggi che cresce rispetto al 2021 con un picco del più 31% in piazza Primo Maggio. Per il sindaco Fontanini i numeri evidenziano un incremento degli afflussi turistici in città. A Udine cresce il numero degli afflussi turistici e la chiave di lettura dei dati contenuti nel report del Servizio Sosta e Mobilità che rispetto al 31 agosto del 2021 registrano un incremento dei ricavi del 35% per quanto riguarda l'utilizzo dei sistemi di pagamento elettronici attraverso l'app InPark che conta più di 22.000 utenti, del 9% dei ricavi legati ai parcometri e del 15% derivanti dai parcheggi in struttura. In particolare, in quella di Piazza Primo Maggio si rileva un picco del più 31%. Soddisfatto il sindaco di Udine Pietro Fontanini, che sottolinea come i risultati restituiscano il quadro di una città non solo viva ma in costante crescita. Si tratta di numeri che parlano chiaro, sottolinea Fontanini, di come la nostra città stia crescendo a livello di afflussi turistici e che ci dicono che la via imboccata per una semplificazione delle procedure di pagamento della sosta è quella giusta. Oltre a ringraziare la dirigenza di SSM per il lavoro che viene svolto a Udine, il primo cittadino rimarca che chi sceglie la nostra città merita di trovare un sistema di sosta efficiente, semplice e sicuro e noi glielo stiamo dando. Sarà inaugurato il 19 novembre nella sua Carnia a Paluzza un centro di accoglienza dedicato a Don Pierluigi di Piazza, ospiterà 25 minori. Quanto seminato in vita da Don Pierluigi di Piazza si raccoglie anche dopo la sua morte. Il 19 novembre, il giorno prima di quello che sarebbe stato il suo 75esimo compleanno, sarà inaugurato a Paluzza un centro di accoglienza. Disporrà di 25 posti messi a disposizione di minori e sarà dedicato proprio al fondatore del centro, Balducci di Zugliano. L'immobile in questione è stato recuperato e ristrutturato da Renato Garibaldi, da tempo impegnato nel territorio a favore dei più deboli e dei più bisognosi, in particolare dei ragazzi. Il centro Don Pierluigi di Piazza sarà inaugurato sabato 19 novembre alle 15. Sorgerà a 2 passi dalla chiesa di Paluzza e a pochi chilometri dal paese natale del sacerdote dell'accoglienza, Tualis. Sono molto orgoglioso che questo centro sorga a Paluzza, commenta il sindaco Massimo Mentil. È un riconoscimento dovuto a chi ha dedicato la propria vita agli ultimi, una sorta di ulteriore laurea honoris causa per Di Piazza. Lo meritano il suo modo di essere prete, la sua empatia e la sua sensibilità straordinaria e fuori dal comune.
È giusto, continua Mentil, che tutti abbiano la propria occasione, anche di riscatto e di reinserimento nella comunità. Nel mondo deve esserci un posto così per tutti. Sono felice che ora ci sia a Paluzza. Ci aiuta a guardare oltre a noi stessi. La vita di Pierluigi, aggiunge il fratello Vito di Piazza, è stato un esempio di coerenza, spiritualità e impegno religioso e culturale. Una vita attiva dedicata agli altri, agli ultimi, agli emarginati, agli esclusi e ai più fragili. Questa è l'eredità che ci lascia e questo vogliamo, conclude, che sia e che diventi il centro di accoglienza di Paluzza. Chiunque si trovi a passare davanti a un'abitazione di Tarcento non può non rallentare, soprattutto di sera. Lumini accesi, sagome misteriose e ragnatele attirano l'attenzione. L'idea di una coppia che ha organizzato tutto questo per celebrare Halloween. Festeggiare Halloween in famiglia arredando la propria abitazione al giardino in maniera originale. Succede al civico 99 di via Oltretorre a Tarcento, protagonista una coppia altrettanto originale composta da Diego Dri ed Erika Garbin, persone che con l'arte hanno a che fare tutti i giorni. Ebbene, passando davanti a questa imponente villa è impossibile non rallentare. Una casa allestita in maniera unica, spendendo praticamente nulla e utilizzando anche dei giochi di luce naturale e non. Stasera ci sarà una festa mascherata organizzata in particolare per la figlia della coppia, infatti arriveranno tutti i suoi amichetti, ma anche adulti, tutti rigorosamente mascherati. Abbiamo deciso di fare una festa perché dopo 2 anni di pandemia i ragazzi avevano bisogno di fare qualcosa di diverso e quindi abbiamo deciso di fare questa cosa per farli un po' divertire. Questa è la seconda volta che lo facciamo qua a Tarcento. Abbiamo un po' guardato i film horror e ci siamo suggestionati da quello. Noi siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con le notizie sportive. Grazie per l'attenzione e buona serata con Telefriuli.